Hanno combattuto sul monte Lemerle morendo per la patria. Uno di loro, partito dalla Puglia, potrebbe essere presto riconsegnato ai suoi cari, a quel pronipote che vuole ricostruire la storia del bisnonno. E invece, per colpa della burocrazia, i soldati restano sull'altopiano. L'eco di questa storia è arrivata fino in Puglia con il contributo dell'assessore Elena Donazzan. Proprio con Michele Emiliano l'anno scorso si recò sul Sacrario del Grappa portando delle scolaresche. Questo mi commuove ancora di più perché ricordo che invitai l'anno scorso il presidente della regione Puglia, il presidente Emiliano, ricordandogli che c'erano 30.000 pugliesi caduti sul nostro territorio, e lui con grande spirito prese venne in Sacrario di Cimagrappa portandosi un pullman intero di ragazzi. Quei ragazzi poi in Sacrario Militare andarono a cercare i nomi delle famiglie originarie della Puglia e quindi dei caduti che erano lì tumulati, e fu commovente. Ora l'intenzione è quella di riportare in Veneto una delegazione pugliese, l'occasione giusta, il recupero dei fanti dell'Emerle. Pensate che cosa sarà riportarli qui ricordando magari quelli che stiamo restituendo oggi alla storia e alla memoria.